Eder, Mech, Pallister. Una perla, un noto youtuber che non vede, che vede le pagliuzze, si dice, sì, le pagliuzze nell'occhio di Sebastiano, ma non vede la trave riguardo agli altri. Allora, questo famoso youtuber, in pratica, a distanza da mesi, ma siamo ancora nel 2022, vado a memoria, pubblica come dire, una dichiarazione audio con la voce modificata, che dice, adesso vado a memoria ma comunque l'ho conservata, che dice con voce modificata che la mattina, se ricordo bene questa dichiarazione, che il giorno dopo, il 15 dicembre, questa persona va nei bar dove, rimarcando il fatto, dove io da bravo Novax vivo e vegeto, una persona comunque che evidentemente punta a sapere, a scoprire la verità senza abbandonarsi a considerazioni che non hanno alcun senso, ma comunque questa persona ha voluto condire la sua dichiarazione con questi particolari, che in pratica questa persona è andata nei bar dove io, appunto, da bravo Novax, dove vivo e vegeto durante le mie giornate, ha fatto vedere la mia foto, o quella di Liliana, non mi ricordo come era stata impostata la telenovela, e le due proprietarie dei bar che frequentavo in quel periodo hanno detto che non ci avevano mai visti assieme. Non era vero, perché comunque era capitato anche negli ultimi tempi che Liliana mi mandasse un messaggio: sei in bar, o passava di là, vedeva se c'ero o non c'ero. Io, non avendo il Green Pass da bravo Novax, ok, allora il caffè lo bevevamo fuori, sui tavolini fuori, quindi queste donne avrebbero detto che non ci avevano mai visti assieme, ma questa persona che ha fatto questa indagine non è mai comparsa lì, non ha mai chiesto niente. Ho chiesto sia all'una che all'altra proprietaria del bar, questa persona non si è mai vista. In questa dichiarazione audio, che il bravo youtuber ha presentato come con 8S, penso che era, assolutamente attendibile, io sono riuscito a ripulire il disturbo che era stato messo, e la voce di questa persona è venuta chiara e lampante, ma non avevo dubbio di chi fosse, perché comunque si riconosceva dall'educazione, dall'intelligenza di questa dichiarazione, e era già una traccia molto importante. Bene, una volta ripulita questa traccia, vi voglio dire che a San Giovanni, nel rione di San Giovanni, ci sono due chiese. Una è quella di Piazzale Gioberti, quella più importante, ma c'è anche una chiesetta del 1300, ancora piccola, e mentre le campane della chiesa di Piazzale Gioberti hanno un tono possente, hanno un suono forte, la chiesetta del 1300 ha una campana che è più o meno una campanella, così, una roba molto molto leggera e molto tenue. E nella registrazione ripulita si sente le campane della chiesetta, quella del 1300. Questa chiesetta praticamente sarà forse a 100, non credo che arrivi ai 200 metri di distanza
della palazzina di Via Verrocchio. Lily non è venuta qua a suicidarsi, ma è stata portata qua quasi sicuramente morta, detto fra noi, anche se da poco, forse. Sono state ritrovate un'entomofauna molto probabilmente ascrivibile a formicidi, a formiche, in particolar modo nei sacchi. Sì, nell'interno dei sacchi della parte alta, che non ci stupisce perché ovviamente l'insetto è stato attratto dalla presenza, dall'odore di Liliana. Mi contrasta con il fatto che una formica è uscita dal nido, ha fatto tutto questo sforzo d'inverno per localizzare e non ha lasciato nessuna lesione sul corpo, sulla cute di Liliana. Questa è una cosa alla quale vogliamo dare una risposta, diciamo. Io vorrei sottolineare che sono intatti questi sacchi, sembrano nuovi, così come possiamo dirlo gli indumenti. Vi ricordate che Liliana aveva la parte del fondoschiena esposta all'esterno, alle intemperie, era in un boschetto, sono nuovi. E questo porta a pensare che sia stata portata lì poco prima di essere ritrovata. Vi presento i concorrenti della serata. Nella cabina blu il supercampione Sebastiano imbattuto da 2 anni consecutivamente. Lo sfidante nell'altra cabina, Claudio Sterpin. Modera l'incontro la dottoressa Marano. La prima domanda vale 2000 euro in gettoni nel cassetto di Lilli. Perché siete qua? Per me può essere una cosa utile, doversi vedere, scambiarsi le cose. Cerchiamo piano piano di capire cosa è successo. Per me è importante. L'ho detto dal primo giorno, la ricerca della verità. È evidente che da sempre, dal primo giorno, lui ha raccontato un sacco di menzogne, purtroppo. Non abbiamo mai litigato, hanno litigato la notte. Lili ha pianto tutta la notte per conto suo. Hanno litigato la sera prima, pochi giorni prima, hanno litigato i mesi prima, ci sono testimonianze e prove, per cui non abbiamo mai litigato. Poi idillio che io sapevo, purtroppo è emerso anche questo, non esisteva più da anni. Scusa un attimo, come fai tu a dire certe cose del nostro rapporto dove Liliana non c'è più, non può rispondere, non è qui? No. Ma come ti permetti a dire certe cose? Mi è bastato sentirla quando poteva parlare. Ma questo lo dici tu, certo, cerca di capire, dai. Facciamo le cose concrete. Esatto. Avete litigato la sera prima? No, lui ha fatto delle domande. No, assolutamente no. Se lui io è voglio qua un e fa delle testimone che domande, mi dica che abbiamo litigato. Dai, sentiamo, chi? Via dalla cena vi hanno sentito litigare. Dimmi nome e Adriana, cognome. per esempio. Adriana cosa? Adriana che era a cena con voi. Lei ha detto questo? Assolutamente no. Mi sembra di sì. Mi sembra no, di l'albergatrice era di prima. Si parla della sera prima. Sono andati via dalla cena. Noi eravamo a cena dai Zoicas, i nostri amici romeni. Ecco, dopodiché, finita la cena, siamo usciti. Adriana e Enzo sono venuti con noi. A un certo punto ho detto, guardate, noi abbiamo le biciclette in macchina, non abbiamo posto dove potete sedervi, dovete tornare a piedi. Basta, tutto. Ciao, arrivederci. E non avete litigato? Figuriamoci, per cosa? Per chi? Figuriamoci. In realtà Enzo dice che c'è stato uno scontro tra di voi, lo ha detto pubblicamente che avete discusso più volte quella sera e ha detto che anche quando siete usciti in strada avete continuato a discutere. Lui ricorda il particolare che ha attraversato la strada e voi continuavate a discutere. Non ha mai saputo il motivo, però di fatto questo accadeva, è accaduto. Assolutamente. Quindi c'è una testimonianza. Assolutamente sbagliato. Io parlavo con Liliana e dicevo, guarda, purtroppo non possiamo portare i nostri amici qua e là, cosa vuoi? Adesso a un certo punto andiamo giù perché avevamo la macchina abbastanza distante, parcheggiata, dopodiché siamo andati a casa. Parliamo di niente. Ma ci sono tanti testimoni. Dove sono? Enzo, poverino, sappiamo è una brava persona, qua e là. Forse erano a 20 metri di noi e io parlavo con Liliana, basta, tutto qua. Allora, guarda, non avrei nessun motivo per dire, io dico di no, basta. È emerso ancora una cosa per quella sera però che nessuno dice. Sebastiano si è fatto consegnare dalla padrona di casa 2 coltelli che ha portato in pescheria la sera di mercoledì, almeno così è apparso, è venuto fuori. Liliana lo ha aspettato 30 minuti in macchina perché la cella della Galleria Proti la tiene ferma col suo telefonino.
in Allora, Corso facciamo Italia e poi andiamo non è emerso Sebastiano. tutto questo, è emerso adesso Allora, le ricerche. Adesso non siamo qua a discutere Certo. sui coltelli che io ai Zoicas Erano già là. ho cambiato perché gli avevo dato un coltello che era troppo grande per loro, gli ho portato un coltello un po' più piccolo della stessa cosa. Particolare e curioso accaduto quella sera è stato che Visintin, ad un certo punto, aveva detto a Georgetta di seguirlo in cucina dove le chiedeva la restituzione di 2 coltelli che, a suo tempo, le aveva donato, in cambio di uno nuovo. Giorgina gli dava, quindi, la possibilità di scelta e l'uomo prendeva 2 coltelli di grandi dimensioni, li avvolgeva in un pezzettino di stoffa, ritornava verso il salotto, chiedendo a Liliana quale fosse la sua borsa per metterli all'interno. Io non voglio giustificare il mio alibi, non sarò io a giustificare, saranno gli inquirenti a giustificare quello che dice lui e quello che dico io, capisci? Questo è. Secondo tutti quelli che hanno seguito poco il caso, Liliana si è suicidata. Non parlare più per cortesia di suicidio perché adesso le indagini vanno avanti per omicidio. Il suicidio è abolito, almeno per adesso. Non si parla più di suicidio a livello legale. Le ricerche vanno avanti per omicidio. Il suicidio è stato negato. Era depressa? Per me no. Capo di imputazione. Se fosse stata depressa io andavo a prenderla a casa prima. Ma queste sono cose che comunque sono state dette, io non lo so queste cose, cosa c'era tra Sterpin e mia moglie. Io penso una forma di frequentazione, come Liliana frequentava altre persone, ex colleghi, ex sportivi, queste cose qua. Perciò per me il discorso finisce lì. Il corpo è stato tenuto al freddo? In qualche maniera è rimasto fermo da qualche parte. Lei è stata posata là più tardi possibile, probabilmente la notte tra il 4 e il 5, per me. Congetture mie che però nessuno ha ancora smentito. Secondo te il killer è un concorrente di questo quiz? Io penso di sì. Certe cose volevo anche chiederle, ma andiamo con gradi sulle cose. Io non accuso nessuno, io spero di avere delle risposte da chi di dovere, non faccio supposizioni o accuse verso qualcuno. Io chiedo a Claudio che lui chieda scusa a Liliana per quelle esternazioni fatte a suo tempo, che Liliana era là da 6 ore, hanno fatto l'amore e poi... hanno fatto l'amore, era da casa mia da 6 ore, lascio agli altri... Non ha importanza, non voglio essere interrotto. E poi anche la seconda cosa che ha detto, che l'amore si può fare anche con le mani. Claudio, permettimi, veramente è una cosa vergognosa, una cosa schifosissima che non si può dire. Tu devi chiedere scusa a Liliana. Punto e basta. Per questo fatto, se posso no, io considero che amore fra uomo e donna può essere fatto tenendosi per mano, senza toccarsi altro, guardandosi negli occhi e dire ciao amore. È amore quello, non è sesso, è amore. Sono 2 cose diverse. E con Liliana abbiamo fatto l'amore a iosa, in questo senso. Sesso è un'altra cosa. Io posso chiedere scusa a Lilli per quanto riguarda certe frasi che ho detto, senz'altro. Sono relativamente convinto, l'ho già detto e lo ridico, che per come sono andate le cose purtroppo per lei, in qualche maniera è felice che la nostra storia sia uscita in questa maniera, cioè per com'era, perché lei avrebbe voluto farlo, lei, dopo il 19 dicembre, non è riuscita. Io l'ho fatto in malo modo, però da dov'è lei? Claudio, con Liliana vi vedevate liberamente? Non tanto alla luce del sole purtroppo, perché noi ci nascondavamo per quanto riguarda lei, non ho capito perché, aveva bisogno di nascondersi tanto, visto che il loro era un amore libero, lo ha detto Sebastiano, per cui ognuno faceva per conto suo quello che voleva, motivo per il quale io per Liliana avrei potuto essere per lui uno dei tanti, motivo per il quale bisogna che qualcuno mi spieghi come io, uno dei tanti, sono l'unico che nell'ultimo anno
ha scambiato con lei 1000 chiamate telefoniche Anche e di di questo nascosto, parlo. capisce, allora, permesso vuol dire questo. che non era ossessivo, evidentemente. Silvia continua a dire che tu alle 10:30 quella mattina sei tornato a casa. Idem Jasmine. Ma sono parole sue. Io comunque tutto quello che ho fatto è stato verificato. Se lei ha di queste cose, comunque le porto in procura, eventualmente vedremo cosa diranno loro. Io personalmente no. A nostro avviso è molto probabile che il corpo sia stato in un luogo freddo, quindi abbia subito un raffreddamento naturale, ma non lo diciamo così, in realtà è anche la medicina legale. I primi medici legali parlano, tra le concause di morte, annoverano anche una ipotermia d'ambiente esterno, per cui è probabile che dei segni su quel corpo ci siano stati. E poi da lì è stato spostato, ecco l'utilità dei sacchi neri che nell'economia di un suicidio non hanno nessuna funzione, cioè sarebbe stato un passaggio aggiuntivo che Liliana avrebbe dovuto fare a che pro. Per cui i sacchi neri per spostarlo hanno un'utilità, non trascinarlo per spostarlo. L'avete fatto vedere voi questo video che gira la polizia il giorno dopo, ma quel tappeto vegetale anche, dove è in corrispondenza della C, è integro, intatto, tant'è che così viene definito dai medici legali. Claudio ha subito parlato di sacchi neri. Questa cosa è sospetta? No, non ha insospettito perché Io ho sempre avuto il chiarito, motivo per il quale. ma a nostro avviso ha chiarito la sua posizione. Noi non stiamo né con Claudio, non stiamo né con Sebastiano, però Claudio ci ha chiarito diversi dubbi. Com'era l'ex OPP la prima volta che ci sei andato, Silvia, prima che quel precisino di zio Fulvio sbaraccasse tutti i nastri? Intanto la prima volta c'era il nastro dei vigili del fuoco intorno a 4 alberi e c'era la coperta termica dei vigili del fuoco, quella gialla, e noi pensavamo che il posto fosse quello. Invece Liliana era stata trovata qua giù, sulla rete. Vedi che c'è il burone qua sotto? Non era loro intenzione buttarla giù, chi l'ha fatto, buttarla giù nel dirupo, non l'avremmo mai trovata. E poi appunto vedi com'è la vegetazione, qui ci sono gli animali, ci sono i cinghiali, ci sono i topi e quindi è stata messa lì per essere trovata. Quella borsa non era di Liliana, perché non c'era il portocchiali, i documenti, i soldini, il sacchettino delle caramelle che sembra una sciocchezza, ma come la sua mamma, lei aveva le caramelle nei sacchettini. Non è possibile quella borsa che è stata trovata addosso a lei. E poi la posizione con la borsetta dei suicidi e il cordino. E allora io devo andarmi a suicidare, mi preparo, vado in cantina, prendo i sacchi neri, apro il cassetto della cucina, prendo quelli della Conad, trovo il cordino, lo taglio su misura, perché non voglio sprecare. Ma lei aveva le piante in casa che Sebastiano ha lasciato morire subito. Aveva una piccola piantina di stella di Natale, probabilmente l'ha ricevuta in regalo, e si è presentato la fiaccolata di Covalero con sta piantina tutta morta e ha detto: ah, io non posso stare perché devo andare a fare le foto in teatro. E questo è un marito che latte e miele, un marito sempre insieme, un marito che non hanno mai litigato. Perché usciva di casa con le borse piene della roba di Liliana e ci ha detto: venite su a prendervi le robe perché io le porto tutte alla Caritas. Vuol dire che qualcosa ha aperto, no? Vuol dire che qualcosa ha rovistato. Ma sarà successo sicuramente, io penso a un incidente, non penso alla volontà. Però la volontà di fare la messa in scena del suicidio, quella c'è. O gliel'ha suggerita qualcuno, per convenienza. Come mai Sebastiano sembra dare sempre numeri? Forse l'emozione perché finalmente ha coronato il suo sogno di stare sempre davanti alle telecamere? No, lui non si emoziona perché non ha emozioni. Lui si è definito un gran menefreghista. Lui, davanti a una persona che conosco, ha detto: io so di essere un gran menefreghista. Guarda, diciamo che i vestiti sono tutti là, le sue magliette, le sue cose, i suoi pigiami, sono tutte là. Cosa sta dicendo lei? Sono cose che dice la cugina, sono sue interpretazioni, il suo modo di pensare. Lei di Liliana non sapeva niente. Liliana la detestava, non voleva, no, perché non voleva, per il famoso fatto che lei
lei assieme ai familiari non voleva che mi sposasse Liliana. Di conseguenza Liliana non aveva buoni rapporti con la cugina. Di conseguenza sono cose che lei non sa, perché non l'ha mai chiamata a un compleanno, al nostro matrimonio, non l'ha chiamata, a tante altre cose. Noi andavamo lì a trovarla perché sua madre, Pierina, era l'unica della famiglia che ci invitava a pranzo o a cena una volta al mese. Questo era. Un poco meno che Lilli volesse un bene dell'anima a sua cugina, sono certo, perché me la nominava sempre. Ma per tornare solo un attimo sui Quindi sacchi, qui, non c'è un'ombra di impronta sui sacchi neri e bianchi che sono stati infilati comunque in Liliana, o da lei o da un altro. Lei non aveva i guanti con sé, vuol dire che le sue impronte non potevano essere. Ma qualcuno lo ha fatto? Oppure è stata già smentita dai fatti, cioè da quello che è successo dopo, penso. La procura, se era per la procura di Trieste, questo fatto era finito 2 anni fa, nessuno ne parlava più. Descrizioni sul fatto che sia morta nell'immediatezza o comunque poco prima del ritrovamento non ce ne sono. È stata disposta una nuova copia forense approfondita per comprendere cosa è accaduto a quel telefono durante quel giorno e i giorni attinenti. C'è un'anomalia anche dietro la chiamata delle 8:22. Questa la rileviamo sui tabulati, la rileviamo sulle dichiarazioni, ma non viene rilevata all'interno della copia forense. Pertanto è possibile accertare che la traccia di questa chiamata è stata effettivamente cancellata dal dispositivo. Quindi sparita tra le 8:22 e le 10:56 e tra l'altro Sebastiano sappiamo che forse torna a casa prima di quanto si pensi. Ma penso dai video che ricordi io, penso verso mezzogiorno, la mezza, sono andato a casa a pranzo, questo circa, è passato poco tempo. Ma guarda, è la prima volta che sento questa cosa qua, veramente mi lascia... Non è che eri tu che quella mattina giocavi a cancellare le chiamate? Assolutamente no, ma può averla cancellata lì. Quella telefonata delle 8:22, che poi si è detto, ma è durata tanto e tutto, adesso è sparita. Liliana può avere cancellato la chiamata per non fare sapere che si sentiva con te? Non penso. E allora si è cancellata da sola? Il mago Zurlì. C'è qualche mago in casa che va e torna e che... No, parla chiaro, scusa. No, mago parlo chiaro, Zurlì. cioè qualcuno l'ha cancellata. Ok. Chi era in casa? Chi? Puoi Lilli dire non mago era in Zurlì. casa. Se eri in casa tu, l'hai cancellata tu. Non ero a casa io. È stato cancellato il mio nome dalla rubrica di Lilli. Qualcuno l'ha fatto, anche perché sono tutte fandonie mastodontiche queste. Lilli ha cancellato anche il nome sulla sua rubrica. Mago Zurlì. Ma no, qualcuno, per magia. Come si parlava nell'altra mettiamo i piedi per terra. Ci sono dei telefoni, io per esempio chiamo delle persone e dopo 3 squilli mi scatta. Volevo domandare una cosa molto importante, cioè la telefonata di 16 minuti. È importante. Mamma mia, è importantissimo. È importante, ci devi dire. L'ho già detto, non hai detto niente. Per tua 16 minuti. Soddisfazione. Liliana, no, stai buono. Liliana è emerso che comunque nel contapassi lei ha fatto 54 metri e 48 centimetri in casa, perciò era agitatissima. Sono 11. Lei era talmente posso agitata che era dirti ancora una cosa. Posso dirti che lei ha lasciato il telefono in casa perché aveva paura di sentirti parlare. Infatti, perché tu la stavi braccando. Mamma mia. Lei aveva paura di te. Ma che donna idiota è quella che chiama 14 volte in 6 giorni uno per farsi braccare e per farsi... Ma deve essere idiota. Allora, Lilli era così idiota. Può darsi che ti diceva qualcosa di diverso. Ma certo, in tutte le volte è ridicolo solo a dirlo. Scusami, ridicolo. Poi parliamo di quella mattinata lì. Lui si agita in una maniera spaventosa. Certo. Poi chiama i vicini di casa e gli racconta la storia. Certo. Ma scusa, perché non mi hai chiamato a me? Perché ma come Liliana scompare e io chiamo il marito? Ma certo, chi è quell'idiota potevi dire, ma Sebastiano, potevi dire? Liliana doveva venire con me senza andare a spiegare tutte le cose. Alla luce di fatti potevi dire, almeno io
Ma mi sembra un Io po' non idiota. ho saputo della scomparsa di Liliana dopo una settimana. No, il Perciò pomeriggio, loro, il pomeriggio l'ho dopo detto Gabriele e Salvo. a chi? Gabriele e Salvo. Cosa hanno detto? E la denuncia a mezzanotte è stata fatta non per scomparsa, ma per allontanamento volontario, in maniera che Alle la polizia 10 non di sera, potesse parliamo alle entrare nella ricerca. Nessuno l'ha potuta cercare perché se n'è andata via volontariamente. Ma scusa, va dai miei vicini, mi racconta la storia d'amore. Cioè, ma ti rendi conto? Evidentemente lui sapeva che è successo qualcosa di brutto. Se agli amici dice guarda che io e Liliana avevo una storia d'amore qua e là, una roba e l'altra. A un certo punto, evidente, deve essere stato convincente, ormai sono tutti convincenti. L'unici che di me non dice niente è la procura. Bene. Forse il killer è un terzomante? Se sui tabulati telefonici risulta, sui tabulati telefonici, non lo dico io, risultano tutte le nostre telefonate, gli altri eventuali uomini con i quali Liliana sarebbe dovuta uscire visto che era libero, chi è? Cioè, come si contattano? Si mandano la rondine col bigliettino? La nostra frequentazione è pari sui tabulati telefonici che esistono. Lì parlano di quanto noi ci siamo telefonati, i tabulati telefonici ai quali non si può non credere. E Liliana, quando ci parlava a noi, non era in casa. C'è qualcosa di ciò che hai fatto in questi 2 anni che potendo non rifaresti? Vabbè, una o due volte che ho parlato, che era meglio che stavo zitto, dei nostri rapporti com'erano. Non serviva farlo per convincere l'Italia che una donna che ti chiama 14 volte in 6 giorni, che passa 2 volte 6 ore a casa tua, non occorre dire cosa fai, e né che è la tua, chiamiamola amante, come vogliamo. Ecco, penso che sia sottinteso, più che sottinteso. È una che scambia con te 1000 telefonate in un anno. E non solo, tutti i nostri messaggi che sono tanto nascosti sono lampanti nella casistica che Penelope ha tirato giù dal mio telefono, Banda degli Onesti, alla quale per fortuna si stanno aggregando tanti altri. Io sono andato col treno a Udine a portare i miei telefoni a un consulente informatico, poteva essere 22 estate, che ho portato i miei telefoni che sono stati copiati pari. C'è qualcosa di ciò che hai fatto in questi 2 anni che potendo non rifaresti? Ma io guarda, non ho niente da recriminare su quello che ho fatto qua e là. Evidentemente sono sicuro di me stesso, sono sicuro che gli inquirenti hanno fatto su di me tutte le cose che potevano fare e io spero di avere delle risposte. Nei giorni della scomparsa, dove potrebbe essere stata Liliana? Nascosta da qualche parte sicuramente Alfredo. L'ho già detto 2 anni fa. Sebastiano c'entra? Sa qualcosa? Sì, sono... No, ma io chiedo, tu hai mi mandato la troupe a fare nelle mie pescherie a chiedere se ho Non ho portato mandato il la corpo. troupe. È stato Sono fatto andate le troupe là a chiedere se hanno E io l'ho mandata. se ha portato il corpo di Liliana in una pescheria. Sebastiano ha agito con dei complici? Non che lui abbia avuto dei complici, io sono convinto, non è escluso, potrebbe essere, perché io l'ho già detto, quella posa in opera, quella sceneggiata del suicidio, che non è suicidio, per cui quella posa lì di quella persona, di quel sacco nero, non può essere stata fatta da una sola persona, neanche se è grosso, perché avrebbe lasciato dei segni anche sul territorio che non ci sono. A Sezzana voleva andare con te? Perché noi avremmo dovuto andare, l'ho già detto, ridetto più volte, e lo facevamo in ricerca entrambi, per dove andare il venerdì o sabato a passare il weekend. Lei aveva ventilato anche Sezzana, io avevo proposto Umago, Hotel Melia di Umago, e si trattava di scegliere. L'ho saputo dopo, ma è chiaro che quel dopo che parlemmo racchiudeva, per conto mio, tante cose, tra le quali probabilmente anche questa. Non poteva suicidarsi Liliana, escluso. Io non vedo l'ora che venga fuori la verità. Non sarà questa. Assolutamente non può essere questa. No, io sono convintissimo.
Ne riparleremo, spero di essere ancora vivo perché non vorrei andarmene prima. Mi sembra E che questa stai in storia perfetta ogni anno mi passano 5 adesso. Prima 10, adesso 5. Ogni anno. Quando ci arrivi ti rendi conto. Indubbiamente la mia vita è cambiata, io vivo in quella casa dove ho tutte le sue cose, tutte le cose. Io come entro in camera ho come un tremito, che sono lì che tante volte mi sveglio la notte e faccio col piede così nel letto. Io non ho cambiato niente, assolutamente è rimasto tutto intatto. Tutto, lei. Mi manca lei. Punto. La tu mia parli vita è di lei. stata stravolta con la sua scomparsa. Lo posso dichiarare. Perciò, qualsiasi cosa. C'è un nodo per ogni foto che vedo girare. L'ho capita benissimo, per questo parlo. Se no non sarei qua. Io sono convinto di aver capito Liliana e sono convinto che contro la sua volontà è scomparsa. Perché voglio la verità. E i tuoi figli sono contenti di tutta questa esposizione mediatica? Non possono essere felici per come io mi comporti, per forza, perché non è mai stato da me espormi in questa maniera. Però I tuoi figli sono contenti? sarà metà e metà, spero. Sebastiano, invece con Pier Giorgio come va? È rimasto più a piedi con la macchina? Io non lo sento più, non lo vedo più. Perciò quando gli ho telefonato l'altro anno per fargli gli auguri per il suo compleanno mi ha detto: papà, non chiamarmi più. E io non lo so. Volevo fare una domanda a Sterpini. Allora, mi devi spiegare cosa facevate su al posto delle fragole e come hai tu intuito quella mattina che sei andato in questura a dire perché non andate a vedere Non ho detto quel posto questo, là. Non ho detto questo. Quello che hai detto. E c'era Salvo che ti telefona e ti dice ricordati di hai detto questo, adesso le parole esatte non so. Cioè, e poi vanno là e trovano il corpo. Cioè mi devi spiegare queste cose qua. Io non È una non ci strana, riesco. giusto, hai Io ragione, te lo spiego. Non riesco a Allora, capire. loro andavano là col cagnetto, tu lo saprai benissimo. Ma sì, perché ma ci non andava anche lì, Liliana. andavano Ma sotto anche dove voi? è il camino. Sì, come no. Come no, anch'io ci andavo là. Eccolo, allora, nessuno meglio di te conosceva quel posto. Certo che lo conoscevo. Io non lo conoscevo C'è per il niente, costo la del- primissima volta che Il posto del Roseto, cioè il posto più bello Ecco del bene, mondo questo mi dove basta. facevamo le foto. Questo mi di basta, Oliviano. tu lo conoscevi. Cioè tu mi devi spiegare perché eravate lì un'ora e mezza con quale Gabriele e Salvo bere un caffè, a c'ero anche 50 ieri. metri, 100 Ci vado metri, quasi ogni a giorno. 100 metri dove si trovava il corpo. Esatto. Cosa facevate là? E poi la mattina tu vai in questura a dire guardate, non avete cercato giù, adesso le parole non lo so, tu potrai dirle tu cosa hai detto, però mi sembra una cosa sconvolgente. La mattina dopo assolutamente. sono stato chiamato dalla Ferrazzutti e mi ha chiesto i posti dove io sapevo che lei frequentasse e fra questi ho messo quello. Tutti No, là. la telefonata di Salvo è emblematica. Lui dice, ma hai detto dove andare a cercare Liliana? Troppo. La Con realtà. Salvo avevamo parlato che avevano cercato dappertutto. meno C'è che la il telefonata, comprensorio c'è una del- telefonata sua, di è quella- stata certo, registrata lo e è spiego stata mandata in onda. Te. Io chiedo, faccio una proposta a Sterpini. Siamo in piedi, ci diamo la mano e dobbiamo lottare insieme per trovare la verità di quello che è successo, se ti va bene. Non so chi conviene, ma lo faccio. Va bene Claudio? Venga fuori la verità. Certo, ecco. certo. Quando Importante. viene fuori la verità, io Certo. sputo in faccia a chi lo ha fatto. Certo. Allora, L'ho promesso a Liliana. Ognuno farà ricerche per conto proprio della verità che lui ritiene tale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.